A San Giovanni Bianco, ridente paesello, ed anche a Camerata un uomo tristo e fello. Barbara strage e soccompì, e poi quel vile se ne fuggì. Quest'uomo prepotente, esperto cacciatore, nutriva da molt'anni in petto un gran rancore verso persone brave e di cuor che furon vittime del suo livor. Del vile restar vittima il primo fu un dottore, uomo caritatevole, stimato e di buon cuore. Con una palla gli squarciò il cuor e fu il principio del gran terror. Poi corse a Camerata e davanti al sacro tempio uccise cursore parroco senza esitar quell'empio. L'arma terribil tornò a caricar e nuove vittime corse a cercar. Poi verso il municipio corse quel sanguinario e appena giunto uccise il povero segretario. La di lui figlia, Valeria ancor, che assiem parlava col genitor. Sempre abbracciando l'arma, quel mostro indemoniato in cerca del Ghilardi ei tosto si è recato. E appena scortolo il fucil spianò sull'onest'uomo e lo freddò. L'ultima fu una donna, una povera vecchietta, che l'assassino uccise anch'essa per vendetta. Dopo la strage ch'esso apportò, fra le montagne si rifugiò. Or la giustizia umana sui luoghi si è recata e caccia senza tregua al mostro ha incominciata. Speriam che presto possa cader in man della legge e in suo poter. Questa è la vera storia di un delinquente nato che due paesi in lutto l'ignobile ha gettato. Però i suoi figli noi compiangiamo e l'onesta moglie noi rispettiamo. Dormono nel cimitero in pace gli assassinati, ma i parenti piangono per tanto orror straziati. E la fiera belva errar dovrà finché giustizia si compirà. La fiera belva errar dovrà finché giustizia si compirà.